Assessore, lei è leader politico di Agrigento, del sindaco, su Agrigento Capitale della Cultura si rischia un flop per via di questa fondazione che non viene avanti. Abbiamo visto il parere negativo della Commissione Bilancio, abbiamo visto il parere negativo del revisore dei conti, insomma si ha la preoccupazione di un flop. Lei come leader di Miccichè e di Agrigento, qual è la sua posizione? Politica che noi abbiamo assunto al Comune di Agrigento, noi abbiamo una principale, che è la fondazione che viene realizzata attraverso il Consiglio Comunale. Qualora il Consiglio Comunale decidesse di fare altre cose, è pronta la soluzione B per dare una risposta concreta che consentirà di andare avanti su questa vicenda. Ancora discutere sulla fondazione in questi termini, come fanno con l'ostruzionismo politico alcuni partiti, non fanno altro che arrecare danno alla città e alla provincia di Agrigento. Qual è la fondazione B? I vostri consiglieri comunali. Assolutamente. Il problema è che qui si gira e si rigira su un argomento che è fondamentale per quanto riguarda la soluzione della fortuna che abbiamo avuto e la capacità che abbiamo avuto di riconoscere Agrigento capitale della cultura. Su questa cosa, a mio parere, si deve abbassare i toni della discussione e cercare di trovare la soluzione più conveniente, più serena, più tranquilla per raggiungere l'obiettivo, perché altrimenti saremo degli assi, degli stupidi a non raggiungere. Qual è il piano B, Assessore? Il piano B poi lo diremo quando il piano A. La Fondazione Pirandello, c'è chi suggerisce la Fondazione Teatro. Il piano B c'è, quando saremo pronti, io voglio che il Consiglio Comunale nella sua autonomia decida e faccia un'attività che è il suo compito. Come valuta la bocciatura in Commissione Bilancio? Il giorno 7 sarà calendarizzato il discorso in... Sì, il revisore... Non è un buon auspicio, dico. Lì non mi voglio pronunciare, io ho pregato i miei consiglieri, a ciascuno di preparare gli emendamenti, di portarli in consiglio per delle modifiche alle quali io sono stato d'accordo, poi si vedrà.